Eder. Mech. Pallister. Liliana è stata uccisa, ma il nodo è l'ora X. Cosa dice davvero Fineschi? Come si incastra con perizie, frattura T2, fibra gialla, GoPro e nuovi accertamenti? Il punto di partenza, oggi, è netto. Per il professor Vittorio Fineschi, Liliana Resinovic è stata uccisa. Resta da cristallizzare quando, cioè il momento preciso della morte e dell'eventuale successivo occultamento, che per l'anatomopatologo rimane la domanda dirimente. Fineschi, chiamato spesso come consulente nei casi più complessi, ribadisce l'ipotesi omicidiaria e colloca l'incertezza sul timing come vero campo di battaglia tecnico-scientifico. Cita perfino un ricordo sui genitori di Giulio Regeni, colpito dalla loro compostezza, a sottolineare quanto il mestiere gli imponga freddezza davanti al dolore e ai reperti. Questa posizione, peraltro, non spunta dal nulla, è in linea con quanto Fineschi argomenta da mesi. Ad aprile ha bollato come ciambella di salvataggio la ricostruzione alternativa proposta dal consulente della difesa di Sebastiano Visintin, secondo cui la famigerata microfrattura individuata alla vertebra toracica T2 sarebbe da imputare alla manipolazione del cadavere, spiegando che quella spiegazione non regge al vaglio medico-legale. Sul fronte lesioni e dinamica, gli elaborati disposti dalla Procura di Trieste nella prima parte del 2025 hanno messo in fila un quadro che spinge via dall'ipotesi di suicidio. Aggressione da terzi, manovra di soffocamento compresa da dietro e lesioni compatibili con un'azione violenta. Tra queste appunto la frattura perimortale del profilo della T2. Sono elementi resi noti e discussi nelle ricostruzioni giornalistiche di marzo, che parlano esplicitamente di collo avvolto dall'avambraccio, nonché del ruolo della frattura come marker di violenza. Fineschi, interpellato durante l'estate, ha ribadito che quella microfrattura va cercata e c'è, perché è coerente con la dinamica di compressione. La contronarrazione difensiva ha avuto un colpo di scena a maggio. Un tecnico di sala autoptica ha riferito agli inquirenti la possibilità di aver provocato lui la frattura durante le manovre sul cadavere. Forse sono stato io. È un atto di indagine che ha acceso i riflettori sulla catena tecnico-procedurale dell'autopsia. Fineschi l'ha liquidato come scenario fantascientifico, ovvero non compatibile con le caratteristiche della lesione e con gli altri segni di violenza, e comunque non sufficiente a scardinare il quadro. Il punto, dice, è che la frattura non fa storia a sé, ha senso solo se incastonata nell'insieme delle altre tracce. Capitolo reperti tessili. Negli atti e nelle cronache giudiziarie è rimasto il dettaglio di un filamento chiaro, tendente al giallo, lungo circa 2 centimetri con estremi assottigliati, repertato sul polsino sinistro della maglia di Liliana. La natura è stata qualificata come fibra pelo. L'indizio è considerato interessante in sé e in relazione, ovvero da confrontare con capi sequestrati. Qui rientra la famigerata felpa giallo canarino che Sebastiano Visintin indossava la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa, ben visibile nei filmati della GoPro montata sulla bici e sequestrata insieme ad altri capi e a numerosi strumenti da taglio durante la perquisizione di aprile. La procura ha disposto nuove analisi su fibre non riconducibili all'indumento della vittima. È un cantiere ancora aperto. Sullo scenario sacchi neri, il corpo fu trovato avvolto in 2 sacchi nel bosco dell'ex OP, un'altra tessera è l'impronta sul sacco. In estate è filtrato che non si tratterebbe del segno tipico lasciato da un guanto, dettaglio che, se confermato da accertamenti ripetibili e riproduttivi, potrebbe orientare su contatto nudo o su altra interazione con la plastica. È un particolare che, di nuovo, non regge da solo, ma si somma al resto. La GoPro è diventata una variabile cruciale. Documenta il giro in bici di Visintin tra le 12:16 e le 13:33 del giorno della scomparsa, tassello da sempre evocato come cardine dell'alibi. A inizio ottobre la polizia ha sequestrato il dispositivo e dai servizi di settembre è emerso un punto sensibile. La scheda di memoria con i video del 14 dicembre 2021 sarebbe stata formattata nel giugno 2023. Anche qui la prudenza è obbligatoria. La circostanza va letta tecnicamente. Catena di custodia, copie forensi, recuperabilità dei dati perché da chi come. Ma è evidente che questo passaggio ha rilanciato le verifiche sull'integrità e la continuità del dato digitale. Il tempo della morte, il quando, rimane dunque il vero spartiacque.
Alcune perizie e ricostruzioni hanno sostenuto che Liliana sia stata uccisa proprio il 14 dicembre, con il corpo rimasto nel boschetto fino al ritrovamento del 5 gennaio 2022. Altre letture basate su modelli tanatologici, microtracce biologiche e profili del microbiota hanno ipotizzato una fase di conservazione a basse temperature, coerente con la presenza di germi, spostando così in avanti o comunque complicando il quadro temporale. È esattamente qui che Fineschi piazza il suo "il dubbio è quando". Omicidio sì, ma la timeline va definita con atti irripetibili e perizie collegiali che mettano d'accordo radiologia, biologia, botanica, genetica e medicina legale. Sul piano processuale investigativo, dall'11-12 aprile 2025, Sebastiano Visintin risulta indagato per omicidio volontario, atto garantito, non una condanna, e resta l'unico indagato allo Stato. Perquisizioni e sequestri, tra cui centinaia di oggetti potenzialmente idonei al taglio del cordino usato per legare i sacchi, hanno alimentato una fitta agenda di accertamenti tecnici che, a settembre, sono ripartiti in modo sistematico sui reperti. Nel frattempo Visintin ha riaffermato pubblicamente la propria innocenza e la tesi del suicidio. La famiglia di Liliana e il fratello Sergio, con i loro consulenti, fra cui Fineschi, insistono invece sul delitto. Presunzione di innocenza e verifiche tecniche rimangono ovviamente i due cardini. In sintesi tecnica, il portato dell'intervista di oggi non è tanto un annuncio, quanto una messa a fuoco coerente con la traiettoria delle carte. 1. Dinamica violenta compatibile con soffocamento e compressione. 2. Lesioni coerenti, fra cui il profilo T2 con manovra aggressiva e non con autoasfissia. 3. Tracce tessili e microtracce in corso di confronto. 4. Criticità digitali sulla GoPro e la sua memoria. 5. Variabili ambientali sul tempo di morte. È lì che si gioca la partita. Sull'ora X che qualifica la mise-en-scène successiva, il tragitto del corpo, la permanenza o meno all'aperto, la compatibilità col bosco dell'XOP e l'eventuale raffreddamento artificiale. È il nodo su cui convergono le discrasie che lo stesso Fineschi e altri periti chiedono di appianare con una perizia collegiale piena, trasparente, replicabile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.